Amici, ci troviamo in uno dei luoghi più belli, più suggestivi, più storici di Pordenone. Siamo all'interno di questo edificio che fu nei secoli un convento, un tribunale e oggi ospita la biblioteca civica. Siamo al chiostro, esattamente al chiostro della biblioteca civica di Pordenone, nel locale Le Ciacole, insieme al titolare Antonio Mazzucchin. Buongiorno a tutti. Per tutti i toni. Allora, credo sia un orgoglio per te vivere e lavorare, vivere perché ci passi quante ore al giorno? Credo tra le 12 e le 16. Sì, non hai sbagliato di tanto, sono 15 quasi tutti i giorni. Ecco, Sì. ma che emozione è vivere e lavorare qua? Beh, io ho fatto più della mia vita all'estero, perché ho girato molto, perché lavorando per multinazionali, quali Campari ed altre, non stiamo neanche a spiegarle tutte. Il rientro è stato per me qualcosa di unico, perché poi uno che viaggia tanto per lavoro come ho fatto io, ha quella voglia di rientrare a casa e poi per me aprire un locale all'interno di un edificio così bello e nel centro storico di Pordenone, in pieno centro, per me da pordenonese Nel cuore del cuore di Pordenone. è il massimo che può ambire una persona. Tra l'altro un posto che è un crocevia di tanti giovani, perché qua c'è sempre un via vai di studenti che vengono qui, col fatto che c'è l'università, vengono qui a studiare, e poi anche un luogo di aggregazione, di eventi culturali, di tante tante cose. Si è creata una cosa molto sinergica, perché comunque siamo riusciti a fare coabitare insieme il pubblico che è diurno, che persone un po' più, diciamo, anziane della caffetteria, per passare poi al mezzogiorno con un pubblico più di banche, più di uffici, però allietato dai ragazzi che fuori lo riempiono tutti i giorni, perché con gli snack e compagnia, e quindi riescono a entrare sinergicamente con una vasta clientela di diverse età, che non è da tutti i locali. Ma senti, tu hai dei trascorsi importanti come bartender, come barman, no? Anche a livello internazionale. Ma tu sei un barman per passione, per scommessa, per cosa? Io sono un barman che nasce da una sfida, fondamentalmente, da una parola, da una parola di mia madre, che all'epoca, quando feci l'IPS, che è una scuola professionale, mi disse, alla prima volta che fui bocciato, mi disse: non farai mai niente nella vita, sarai un fallito. E da lì mi ha mandato a lavorare in un ristorante, e da lì è cominciato a piacermi sempre di più questo lavoro qui, e per sfida ho cominciato a scalare piano piano fino a che sono arrivato tra i primi barman a livello internazionale. Ecco, un'altra caratteristica bellissima delle Ciacole sono le due mascotte, una bellissima coppia di pappagalli sudamericani che si chiamano, Iago e Jingle. che ogni tanto svolazzano anche tra qui e il chiostro. Sì, ormai li ho abituati a stare fuori, grazie a Dio, perché dopo qualche persona che non gradiva all'interno del locale questi pappagalli, ho insegnato a stare un po' fuori, così evitiamo tutte le problematiche. Ma chi? Alle persone? Cioè, Le persone chi non gradisce i pappagalli qui non è gradito. No, beh, questo non si può dire no, perché qui però ovviamente francamente io l'ospitalità è la prima cosa. sono dell'avviso che se una persona non ama gli animali, difficilmente ama i propri simili, o l'ho sempre pensato fin da piccolo, ed è una cosa che continuo a pensare. Probabilmente se non ami gli animali un problema ce l'hai forse tu di partenza. Però a parte questo io non è che non voglio vietare, però se non ti piace noi abbiamo una marea di bambini che vengono apposta e gioiscono nel momento in cui il pappagallo gli dice ciao, e secondo me, per me è la cosa più bella che possa succedere qui dentro. Quindi le persone che si lamentano invito ad andare da altre parti. Io quando vedo i bambini gioire con i pappagalli sono più contento del mondo. Bene, quindi amici della socialità, dell'aggregazione, della cultura e degli animali, non vi resta che fare un saltino qui nel chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone alle Ciacole a trovare Tony Mazzucchin e i suoi collaboratori. Posso dire anche l'ultima cosa: abbiamo un chiostro fuori che è molto grande, si presta a fare un sacco di iniziative, noi ne facciamo tantissime, come live musicale ma anche come teatro, facciamo anche tante mostre. Il chiostro, ve lo dico perché non lo vendo io, non lo affitto io, e si presta anche ad altre associazioni, una volta che
potete tranquillamente chiederlo al comune, viene comunque dato anche da altre persone. Se ci sono iniziative che volete creare, noi siamo pronti ad apprezzarle e volendo anche a sponsorizzarle. Bene, e quindi adesso è davvero tutto, dalle Ciaccole un saluto e alla prossima.